Pronte a fornire il supporto necessario, le aziende sanitarie del Veneto hanno predisposto un team per la gestione delle norme anti-Covid nelle scuole, come previsto dalle linee guida nazionali. Il ruolo delle ULSS è specificatamente sanitario. Cosa abbiamo fatto come azienda sanitaria? Abbiamo nominato i nostri referenti per il coronavirus e abbiamo istituito in particolare un team di esperti, sono 7 professionisti, medici, assistenti sanitari, tecnici della prevenzione, che possono affiancare il mondo scolastico in quelle che sono le problematiche, chiaramente di carattere igienico-sanitario, che la situazione può presentare nella riapertura appunto delle scuole. Ricordiamo che abbiamo fatto più di 8.000 test sierologici rapidi agli insegnanti, 144 sono stati i test positivi che però non hanno trovato conferma al tampone, quindi praticamente nessun insegnante di quelli che abbiamo testato aveva un tampone positivo. Nel sito dell'ULSS Tre Serenissima si trovano la mail e un numero di cellulare per comunicazioni WhatsApp a disposizione di quanti ne avessero bisogno, canali più diretti della telefonata. Attivi anche dei corsi di formazione per il personale scolastico sugli accorgimenti di prevenzione e attivato per gli scrutatori dei seggi elettorali il servizio di tamponamento su base volontaria. L'andamento della diffusione del virus registra da luglio una ripresa che rimane sotto controllo dovuta al rientro dalle vacanze, da luoghi dove è diffuso il contagio o dal ritorno al lavoro di personale proveniente dall'estero. 323 positivi attualmente nell'ULSS veneziana con 23 ricoverati ed una persona in terapia intensiva. Un quadro non allarmante a cui contribuiscono il comportamento preventivo e l'affinamento delle terapie. Più che sulla positività ha influito il fatto che abbiamo imparato a usare la mascherina, abbiamo imparato a utilizzare bene il gel, il lavaggio frequente delle mani. Siamo un po' meno bravi, secondo me, sugli assembramenti, li dobbiamo lavorare ancora molto come persone singole, come comunità, e evitarli il più possibile. Se ci troviamo all'interno di questi assembramenti, porci a distanza adeguata e mascherina sempre indossata, ma indossata nella maniera giusta, in sostanza, non sotto il naso e così via, come siamo abituati a vedere spesso in giro. Sicuramente le terapie hanno dato un ottimo risultato, stanno dando dei buoni risultati e siamo in attesa appunto del vaccino, però alla fine insomma io penso che il senso civico delle persone, quindi il rispetto delle norme di base, insomma, ecco, di sicurezza sanitaria per quanto riguarda questo virus, sia veramente la cosa che può fare la differenza